Insieme viaggiavano sulla Harley Davidson, Manola Cucchi di San Donà di Piave e Massimo Pancus Bortolato di Ponte di Piave, quel 1° settembre che è costato loro la vita. E insieme sono stati salutati in una cerimonia toccante, con tanti amici biker scommossi, giunti da tutto il Veneto, che hanno voluto accendere i motori al loro passaggio e fare l'ultimo inchino a 2 amici e compagni di avventure. Massimo e Manola stavano facendo una svolta a San Polo di Piave durante una gita in moto quando sono stati centrati da un'auto che proveniva in senso opposto. Sono stati sbalzati di sella di circa 30 metri, ricadendo con violenza sull'asfalto. Per Massimo non c'è stato nulla da fare, mentre Manola è spirata il giorno dopo al Cafoncello di Treviso. Massimo e Manola hanno dovuto affrontare nella loro vita tante difficoltà e prove. Manola ha sempre affrontato con il sorriso le prove, cercando di trovare sempre un positivo in tutto ciò che ha vissuto. E questo è anche un grande insegnamento che ci lascia. Massimo, da parte sua, era generoso nel suo lavoro, nelle relazioni con la gente, nella sua intraprendenza. Gli piaceva stare insieme con semplicità e amicizia, con tutti. Dopo un tempo di grandi prove, in questo ultimo periodo della loro vita, si sono incontrati e capiti, trovando tra loro aiuto e sostegno reciproco e condividendo la comune passione per la moto. Subito dopo la cerimonia, Manola, accompagnata dai figli Angelica e Alan, dalla nipote Valentina e dalla cognata Patrizia, ha proseguito per il cimitero di San Donà, dove è stata tumulata nel pomeriggio. Massimo, insieme ai genitori Luigino e Caterina, i fratelli Alessandro con Cinzia, Marco con Rina e Davide, i nipoti Diana, Cristiano e Pietro, è stato invece accompagnato a piedi al cimitero di Ponte di Piave. Io conoscevo più Massimo che Manola perché ci eravamo conosciuti molti anni fa quando avevamo cominciato assieme la strada dell'Harley Davidson ed era un vulcano ed era sempre pieno di spirito, quindi è per questo che ce lo ricorderemo molto.